La situazione della statale 47 carreggiata est riguarda un danno causato da un camion di passaggio con la gru non correttamente posizionata in corrispondenza di via Velo. Puntuale la risposta del sindaco di Romano De Zelino, Simone Bontorin, dopo la segnalazione di un nostro telespettatore che denunciava un passaggio pericoloso lungo la statale Valsugana all'altezza dell'uscita Romano Nord. Un punto della corsia diventato pericoloso a causa di un restringimento dovuto alla segnalazione di alcuni lavori fermi però da mesi. Il danno è avvenuto all'incirca nel mese di settembre. Da subito mi sono attivato personalmente con ANAS per mettere in sicurezza quell'area che qualche settimana dopo si è rivelato essere un danno che poteva avere conseguenze ben peggiori. Di conseguenza è stata transennata, chiusa la corsia più limitrofa, più a est, e su questo lavoro sta lavorando ANAS con i tempi che sono necessari. È evidente che il nostro servizio, che l'intervento del Comune è quello di sollecitare ANAS nel provvedere quanto prima alla messa in sicurezza di questo ponte.